Buongiorno, è lunedì e sta nevicando, non si vede niente, no, c'è la neve. Wow, e sono le, ecco, circa -8 alle 4. Buongiorno, avrò i denti sporchi, portate pazienza. Sto mangiando i crostoli. Là, eh sì, qua si chiamano crostoli, in realtà so che si chiamano anche chiacchiere, beh insomma quelle là, oppure com'è che si chiamano? Bugie? Boh. Qua si chiamano crostoli e li ha fatti mia mamma ieri. Oggi non c'è Alfa di fuori, è strano perché lui è sempre qua e oggi non c'è. Adesso sta continuando a nevicare e niente, faccio la colazione e questo lunedì sarà noioso. Sto guardando il video di Erika, spesa Eurospin, mai più di sabato. Sto guardando sulla TV e basta, finisco di fare colazione, poi andrò a casa a fare fuoco, solite cose. Ma buon pomeriggio. Allora, sempre lunedì, sta ancora, no, adesso c'è aria e sta fioccando, ma leggermente. Io ho tagliato le unghie delle mani e sì, non ho il semipermanente, non ve l'ho detto, forse no, forse sì, no, non so mica se l'ho tolto sabato, ovvero 6 giorni l'ho tenuto perché si è scheggiato. Si è scheggiato, ha iniziato a sollevarsi su un dito e quindi ho detto oh, basta, lo tolgo. L'ho tolto e le unghie sono distrutte. Secondo me il problema grosso è che io, cioè semipermanente non è di pessima qualità. Il problema grosso, magari devo ancora imparare a metterlo e ok, è anche il fatto che io uso i guanti 5 ore di fila. Cioè io li tolgo ma li rimetto anche. Non è che li cambio 2-3 volte, dipende quanti, ma se si rompono, che insomma, però non è che lascio le mani respirare, devo tenerli sempre su, perché creano troppa umidità e anche il semipermanente purtroppo non va bene, perché già si indeboliscono senza smalto le unghie con i guanti, almeno le mie, e con il semipermanente sopra è stato ancora peggio. Buongiorno, oggi è martedì. Che crisi, ma è il telefono sporco però, sì, ho la fotocamera sporca. Buongiorno, oggi lavori a computer? Ho messo una foto sul computer della luna, questa l'avevo fatta con la mia Canon PowerShot XX 30IS, sì, è vecchissima, prova da Dio ancora adesso. Niente, ho messo il cerchietto perché ho i capelli che sono, cioè vanno dove vogliono, cioè un capello va di là, un capello va di là, insomma sono un disastro questi capelli, soprattutto qua perché io dormo da questa parte e quindi si forma proprio il buco qua. Prima verso le 9, un po' prima, erano ancora meno 4 gradi, quindi parecchio freddo. Devo ancora lavare i piatti di ieri sera, vado un attimo su a casa dei miei e vado a comprare il pane. C'è lo schermo che non si spegne, ogni tanto sto telecomando, forse le batterie sono scariche, ma sono dettagli, no? Ecco, si è spento. Non mi spegne lo schermo. Vabbè, non vedo l'ora sia lunedì per andare di nuovo dal dentista perché ho il filo che mi dà fastidio e ho tutta una infiammazione in bocca alla gengive. E beh, saluta che io vado via. Ciao. La mia macchina è lì, dovrebbe essere scongelata, sì. E ho acceso il riscaldamento per i miei gatti. No, perché era freddo. Essendo tanto freddo fuori, accendo il riscaldamento in casa perché altrimenti non ho fatto ancora fuoco, quindi. Ho la lavatrice che sta andando e adesso andiamo a prendere il pane. Dovrei avere, aspettate che guardo se ho una moneta da 2 euro perché io vado via senza guardare se ho soldi dietro. No, però forse è meglio che vado anche in banca, che così sono tranquilla. Ok, mezzogiorno sono a casa, ho comprato il pane che adesso metto in tavola, visto che ho già messo la tovaglia. Gatti, venite, mettiamo la carta qua. E poi
Ho recuperato i crostoli, finalmente. Sì, ne ho mangiati un bel po' mentre ero su a casa, ma insomma li ho recuperati e vi avevo detto che dovevo andare in banca, ebbene mi sono completamente dimenticata della banca e quindi non ci sono andata. Vabbè, ma non è, cioè non scappa, lo sportello è lì, quindi non scappo, devo prelevare dei soldi, ecco. Ciao Panna, Pippo sta dormendo sul letto, ma ho detto è cambiata la stagione, Pippo dorme sul letto, strano, e è qua sul posto di Franz come sempre. Pippo, oh come sei carino, guarda che ciccia. Domani abbiamo un appuntamento con i sindacati. Nel frattempo che sono stata via non mi ricordavo assolutamente di aver messo una lavatrice ad andare, quindi adesso devo stendere anche la lavatrice, ma devo ancora fare fuoco. Dopo un secolo torno a registrare, voi non ve ne accorgete se passano giorni o che, però ecco, vi dico che ieri non ho praticamente registrato, credo, no, non credo. E oggi è giovedì, è già giovedì. Non ho registrato perché è stata una giornata abbastanza intensa. E sì, perché abbiamo avuto un incontro con i sindacati, poi siamo andati a fare la spesa. Ecco, colgo l'occasione per dirvi che usciranno dei video spesa. I video che vedrete fino a fine mese di spesa sono video che ho fatto lunedì 19 di febbraio, quindi sono video vecchi. Sì, abbiamo fatto la spesa, poi siamo andate in hotel per parlare di lavoro e alla fine si è concluso qualcosa e non posso stare a dirvi niente, però insomma abbiamo risolto che forse la stagione riusciamo a finirla. Ci sono stati dei problemi, non da parte nostra, cioè anzi il nostro lavoro va benissimo, ma ci hanno messo i bastoni tra le ruote, ecco. Nel frattempo mi tolgo anche la giacca, forse è meglio, forse è il caso di togliere la giacca. Sì, ma effettivamente qua dentro c'è freddo perché oggi era freddo. Ieri anche, non vi dico cosa ho fatto ieri al lavoro, praticamente c'era uno dei vetri dell'entrata, della porta d'entrata, sporco di fuori. Cosa ho fatto io? Sono andata a pulirlo. Il problema è che appena ho messo il panno bagnato si è formato il ghiaccio, cioè aiuto. Alla fine ho provato con l'acqua calda solo, si asciugava lo stesso e rimaneva il ghiaccio. Poi ho provato con l'acqua e alcol, prima poco alcol, poi un po' di più, poi un po' di più, non ha funzionato neanche quello, sicché poi sapete come ho risolto? Ho risolto grattando con l'aggeggino per grattare i vetri della macchina. Ecco, ho dovuto risolvere in quel modo lì. C'era, praticamente avevo più o meno 70 centimetri, anche forse un po' di più, di vetro in altezza, tutto congelato. Avevo fatto un disastro ieri. Ho comprato, vi faccio vedere, ho comprato il tagliere. Questo è il tagliere che ha il contenitore sotto, quindi così viene fuori il contenitore. L'ho lavato, quindi è sopra il lavandino. Oggi penso, cioè devo fare questi qua, i ravioli. Questi qua sono quelli del Tremolini dell'Eurospin, ricotta, spinaci e erbetta, sono buonissimi. Sì, Panna! Ma Panna! Una panna! Principessa? Cosa fai qua su? Oggi dovrebbe arrivare il pacco che ho preso la pappa per loro. Panna, che bella! Ma cosa fai bagni lì sulla barilla? Ehi Panna! Bella! Abbiamo mangiato e mi è arrivata una maglia presa da Wish, però ne manca ancora qualcosa, sì, di quello che ho comprato, quindi non posso ancora farvi il video. Sì, beh, devo preparare il caffè, ma basta che metto la capsula. Finalmente all'alba quasi delle 3 mi è arrivato il pacco della pappa dei gatti. Allora, da Zooplus ho preso queste due ciotoline, sono basse, però secondo me a loro piaceranno un casino, quindi ho deciso di prenderle, anche perché sono basse, però sono larghe.
e erano in offerta, per cui ho detto, siccome quelle che ho ce n'è una che è rotta, non si è ancora rotta del tutto, però è rotta. E nel frattempo Pepe sta distruggendo tutto. Pepe, non mangiare la confezione. No, ha bucato la confezione. No, Pepe. E poi ho preso un giochino, era tanto che non compravo giochini per loro, ho preso questo. Ho paura si mangeranno i peli, però speriamo bene. E niente, c'è dentro, cosa c'è dentro? Silver Vine. Ah, no, la menta, l'erba menta, menta gatta, come si chiama, insomma? Insomma, una roba che piace ai gatti. Ed è questo animaletto qua, dovrebbe essere tipo un furetto, una cosa del genere. Si fa un po' senso a vederlo, eh. Panna, cos'è questo? Cos'è questo? Lo volevo dare a Panna. Tieni, Panna. Adesso se lo rubano. Un po' Panna, un po' Pepe. Pipo, vai a vedere anche tu. Urca! Ecco. Adesso Pepe lo distrugge questo. Pepe è pazzo. Pepe è impazzito con questo coso, penso lo nasconderò perché è veramente andato fuori di testa con questo giochino qua. Ipana, a te non ti fa giocare quello lì, ormai è suo. Pippo, ma cosa stai facendo? Guarda lì che cosce! Bebè. Dov'è? Cioè, io non ci credo, Panna sta mangiando la roba dei gatti. Con la ciotola nella ciotola di Pepe. Non ci credo, qua dobbiamo festeggiare, eh. Panna mangia la pappa dei gatti di nuovo. C'era stato un piccolo periodo che lo faceva. Questa è la pappa che ho preso, che non vi ho fatto vedere, ma è questa qui, la Cosmo Nature, e questo è il pollo. Cioè, non ci credo. Qua, questo è un miracolo. Guarda, Peppe frega un po' di là, un po' di là. Comunque è venerdì oggi, una bellissima giornata di sole, ho acceso il fuoco e ho messo sull'acqua per la pasta, però non so quanto caldo ci sia. Non è fattibile guardare la temperatura perché il termometro è al sole diretto. Comunque non fa caldissimo, ma neanche più freddo. E è arrivata la degusta box. Yes! Oh, fa freddo qua in camera. Sì, è tardi, sono le 5. Non lo so se sono tipo le 5 o 5 e mezza. So che c'è ancora un po' di luce fuori, quindi che bello, si stanno allungando le giornate. Non c'è cosa più bella, cioè alle 6:40, 6 e mezza inizia già ad esserci un po' di luce la mattina ed è bellissimo. Cioè, non c'è cosa più bella. Non uscirà il weekly domenica prossima, ma uscirà un vlog e non vi anticipo niente, so che piacerà a molti come vlog, è un vlog diciamo gita, solo chi mi segue su Instagram sa di cosa si tratta, però nelle stories non c'è più niente che riguarda quel vlog e quindi rimane una sorpresa. Visto che mi sto addormentando vi abbandono, questo è tutto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video come sempre, ciao!